Sventola lo stemma di Veneto Fronte Skinhead su Revinelago, l'immagine emblematica della giornata dal fiato sospeso per il piccolo paese pedemontano, nessuno in giro, solo la bandiera a sventolare a sovrastare i tetti del paese. Dovevano essere 1500, ma secondo gli organizzatori ne sono arrivati molti di più. Tutto procede secondo i piani, quindi senza nessun tipo di problema. E ieri sera eravamo a 1500 persone, oggi stanno arrivando ulteriori persone, un po' dagli italiani, un po' da tutte le province più vicine. A Revine le uniche auto sulle strade sono quelle delle forze dell'ordine. Qualche testa rasata va a fare compere sotto l'occhio attento dei poliziotti. Al cancello arrivano i pulmini dal nord Europa, gli inglesi, circa 200, sono invece arrivati ieri sera. For us to come here and celebrate Camelot is an honor. Gran parte dei presenti è veneta, dalle province dove gli skin sono numerosi. 200 persone da Vicenza ci sono. Almeno 300 invece i presenti dalla Marca Trevigiana. Visto anche il fatto che giocano in casa, sembra doverosa una presenza importante. Nel campeggio, sorvegliato dall'imponente servizio d'ordine, la scritta per la ricorrenza dei 25 anni di riunioni. 25 anni, mai un passo indietro. Nell'area comune la mostra con le foto degli scorsi anni, i saluti romani e gli striscioni. All'esterno della tensostruttura che ospita le cucine, il manifesto che inneggia la libertà della nazione boera. Non è prevista alcuna manifestazione né nella giornata di oggi né domani mattina, allorquando i Naziskin lasceranno il campo di Revinelago.